Rieccoci, primo si te pare, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto. Siamo in diretta sulla pagina Facebook e siamo anche in diretta, sono le 22:07, minuto più, minuto prima, minuto meno, minuto più, sto facendo anche confusione. Ovviamente arrivano tanti messaggi, è collegato il Presidente del Consorzio Lago di Garda Paolo Artelio, lo saluto, buonasera, grazie di essere con noi, però prima vado da Dennis e poi c'è la risposta di Boretto. Dennis, messaggi. Mi ha detto che ne arrivano molti, messaggi, quindi... altri spunti da parte dei nostri telespettatori, possiamo già andare a leggere allora 4 messaggi anche in questo blocco. Cominciamo dal primo. Grazie Assessore Colasio per la sua competenza. Ha per caso novità per il Castello Carrarese? Grazie. Non so Giorgio se vuoi che risponda adesso, facciamo la fine. Rapidamente a novità? Sì, le novità sono, la novità fondamentale è che fra pochissimi giorni, il 14, firmiamo l'accordo di valorizzazione e il castello finalmente dopo secoli torna alla città di Padova, non più al MIBACT o a Grazia e Giustizia. Seconda cosa, c'è un bellissimo cantiere, lo stanno trasformando in questi giorni in uno degli spazi espositivi più interessanti d'Italia, che ospiterà la più grande raccolta europea di design. Mi sembra una buona notizia. Con gli altri messaggi, è una buonissima notizia. Andiamo con gli altri messaggi. Ma come si farà ad ottenere il passaporto vaccinale e soprattutto come funzionerà se non tutti i paesi vorranno aderire? Qui penso insomma che quando poi entrerà in vigore si saprà qualcosa più nel dettaglio. Possiamo andare anche con il terzo. Buonasera a tutti, io vorrei sottolineare che la prima cosa dovrà essere mettere in sicurezza spiagge e campeggi, lo sappiamo tutti, ad agosto quanto sono affollati. E andiamo anche con il quarto messaggio, salve il Veneto è anche ai primi posti per il turismo lento, come quello in bicicletta, in periodo di distanziamento deve essere una grande occasione da sfruttare. Mamma mia, chi più ne ha più ne metta, qui davvero ce ne sono di tutti i colori, perché davvero anche questo è un problema che bisogna venga risolto. Allora, mi risponde alla domanda che l'ho fatto prima della pubblicità, se la ricorda bene. Certo. Innanzitutto devo dire e devo riconoscere che gli imprenditori delle terme di Abano e Montegrotto hanno sempre partecipato in gran numero alle fiere che si svolgono normalmente all'estero, che si sono svolte all'estero e hanno, diciamo così, fatto la promozione del territorio. Purtroppo devo invece riconoscere che il sistema veneto non si è mai presentato in maniera organica per promuovere il territorio dell'intera regione. Oggi sappiamo quanto è importante fare massa critica, quanto è importante presentarsi in maniera organica nelle varie fiere o eventi che si promuovono sia all'estero ma anche in Italia. Purtroppo devo registrare che la Regione Veneto, che si definisce ed è la prima regione per turismo in Italia, effettivamente si mostra in maniera non unitaria all'estero. Come diceva all'inizio. E questa cosa la stiamo vedendo da tanto tempo e se ci confrontiamo con le regioni nostre limitrofe, e parlo dell'Emilia Romagna, parlo della Toscana, parlo dell'Alto Adige, che già da tempo hanno iniziato una campagna promozionale dei territori, non soltanto del mare o della montagna, ma dei territori in maniera generale. Questo naturalmente mette in evidenza che il nostro sistema frammentato, come è frammentato il nostro territorio, non porta benessere a questa regione, ma soprattutto non porta benessere al turismo. Le terme sono un settore, un comparto che complessivamente è piccolo nel panorama turistico della Regione Veneto, ma ha una grande importanza, perché vorrei ricordare al sindacalista Mason, Abano e Montegrotto con i propri 5.000 dipendenti è come se fosse, in un territorio peraltro molto piccolo perché arriviamo a circa 35 km quadrati, va bene, è come se fosse una grande azienda. E oltre al danno di aver lavorato poco l'anno scorso, perché abbiamo perdite che arrivano anche al 95%, o strutture che sono state chiuse dal 9 marzo e sono ancora chiuse per mancanza di turisti o di persone che desideravano le cure. No, mi permette. Perché la domanda era poi ritorno da lei, stiamo registrando anche un altro grave danno sul nostro territorio, su quei 5.000 addetti diretti alle nostre strutture. Stiamo perdendo quasi il 30% delle professionalità e nel momento in cui andremo a ripartire
zoppi di una promozione mancante e zoppi anche di una professionalità che ci ha abbandonato per confluire in altri settori, sarà veramente drammatico. Certo, però la domanda... No, finisco, mi scusi, finisco. Bene. Teniamo presente che, come vi dicevo, in un territorio così piccolo, 5.000 dipendenti rappresentano l'economia vitale del territorio. Certo Boaretto, però la mia domanda era ben diversa. Lei mi ha risposto in parte nella prima, poi è stato bravo politico, le dico io che sono stato bravo politico e le faccio i complimenti perché è così. Invece mi arrabbierei un po' di più perché penso che l'amministrazione, qualcuno dovrebbe aver promosso e fatto una promozione pesantissima in questi ultimi 10 anni, non adesso la pandemia, su 10-15, mi corregga lei se dico dei numeri un po' sbagliati, su Abano e sulle Terme, ma pesantissima, e credo che verrebbe ancora i premier degli Stati Uniti a curarsi ad Abano se avessero fatto un lavoro di questo genere dal mio modesto punto di vista. E il lago di Garda funziona bene? Intanto vi saluto e vi ringrazio per l'opportunità. Stiamo per partire, ecco, speriamo che le nuove disposizioni del coprifuoco vengano eliminate al più presto, perché ovviamente essendo, ma penso che sia un po' per tutti, essendo un luogo di vacanza, la copertura e il rientro alle 22 danneggia molto tutta la parte turistica. Ma cambierà presto questo orario, cambierà presto questo orario, dalla prossima settimana vedrà che cambia. Speriamo, che dovrebbe essere, ci hanno garantito, nel senso che si metteranno tutto l'impegno per riuscire dalla settimana prossima a poter avere almeno le 11 e le 23 e poi ovviamente farlo eliminare dal 1° giugno, come tutti ci auspichiamo. Senta Telio, il lago, la zona del lago è un posto turistico che si frequenta la maggior parte in primavera, in estate, in autunno, d'inverno no, perché ovviamente non è una zona sismica. Quindi questo vuol dire che, visto l'anno scorso dove il mare e il lago ha un po' funzionato nel periodo che gli è stato permesso, quest'estate dovrebbe essere un po' più sereno di altre località turistiche per quanto riguarda il turismo. La fortuna della destinazione del lago, come dicevamo prima, avendo ovviamente degli spazi all'aperto sia nei campeggi, tutti gli alberghi che hanno già avuto la situazione dell'anno scorso, quindi già pronti e preparati per dare il massimo del divertimento e della gioia delle vacanze, con anche il massimo della sicurezza. Noi auspichiamo che da giugno riparta veramente tutta la nostra destinazione, che, come sentivo dicevamo prima, è una destinazione a 360 gradi, perché il lago ti dà l'opportunità dalla vacanza, come si diceva prima, all'aria aperta, ma ti dà la situazione delle piste ciclabili, ci dà ovviamente tutta la situazione degli sport un po' più, chiamiamoli, dinamici, come il deltaplano dal nostro Montebaldo. Quindi diamo una situazione a 360 gradi. Abbiamo ancora qualche situazione che non è chiara, come quello che ci sta preoccupando, e che speriamo che al più presto diano l'ok anche all'apertura di tutti i parchi tematici, perché nella nostra destinazione sono uno degli attrattori molto importanti, e se dovesse rimanere come ad oggi l'apertura al 1° di luglio recherebbe un danno notevole alla nostra destinazione, e non solo alle strutture ma anche a tutto quello che è il comparto delle assunzioni, perché faccio solo l'esempio di un parco di divertimenti senza far nomi, senza la sua partenza nella nostra destinazione ci sarebbero meno di 10.000 assunzioni, quindi anche questo è un problema sociale molto molto pesante. Ecco, la domanda la faccio a lei, a Telio, e anche al sindaco di Cortina e anche agli ospiti di studio. In questa pandemia ovviamente molte persone, tranne quelle che non hanno lavorato, non avendo potuto spendere soldi, hanno messo via dei risparmi, e oggi mi è arrivata un'email in merito, è arrivata alla redazione, è arrivata questa email sapendo di questa trasmissione, ha detto adesso sanno tutto di questo, ovviamente le località turistiche, e tutti, dalla montagna al mare, al lago, all'aeroporto, alle navi, a chi più ne ha più ne metta, hanno aumentato i prezzi. È vero questa provocazione, oppure è una bufala che mi è arrivata oggi in redazione, ovviamente da uno che sapeva, mi ha firmato ovviamente, che facevamo questo tipo di trasmissione? Inizio dal lago, poi col sindaco, poi con l'aeroporto, poi con Boaretto e tutti. No, guardi, se per dire il lago è sicuramente non vera, perché non abbiamo assolutamente toccato le tariffe, e quindi il lago ha mantenuto quasi completamente gli stessi prezzi dell'anno scorso.
più partendo nella bassa stagione in questo periodo, che ovviamente in questo momento ci sono ancora delle offerte maggiormente competitive per tutto il mese di maggio. Ecco, poi la normalità in giugno, e poi ovviamente c'è il prezzo dell'alta stagione, ma che è uguale all'anno scorso per il luglio e agosto. E quindi è stato montato, questo rassicura ovviamente i turisti che vogliono venire sul lago di Garda. E a Cortina invece, sindaco Ghedina? Ma a Cortina diciamo che gli alberghi sono ancora pochi, quelli aperti apriranno con il 24, con l'ultimo fine settimana di maggio, però devo dire che ci sono molte proposte, direi promozionali, e quindi sicuramente delle offerte un po' per tutti. Su luglio e agosto saranno più o meno come l'anno scorso, quindi sicuramente da questo punto di vista i prezzi sono in linea con gli anni precedenti, anzi probabilmente essendoci un turismo più domestico saranno molte le proposte, soprattutto anche i pacchetti, perché si sta abbinando alla Camera anche soprattutto attività collaterali, quindi opportunità di sport, quindi corsi di arrampicata piuttosto che la mountain bike, piuttosto che l'escursione in alta montagna, quindi si cerca di essere ancora più appetibili e quindi sicuramente la montagna diventa ancora più vantaggiosa. Beh, è una bella promozione che questa che state facendo ovviamente ai telespettatori, perché ovviamente uno dice questa crisi ovviamente gli alberghi non hanno guadagnato, i ristoranti non hanno guadagnato, poi quest'estate vogliono rifare in parte poverini di quello che hanno perso, e quindi è una bella promozione quella che state facendo. Invece ad Abano nel nostro caso io mi sento di confermare quanto hanno già detto i nostri ospiti. E anzi devo dire che stiamo registrando addirittura delle offerte con forti riduzioni rispetto agli anni passati. Dico anni passati perché non si fa neanche più riferimento al 2019, proprio per poter incentivare la ripartenza del settore. Quindi anche i prezzi e questo in molti casi ha anche sollevato delle critiche tra colleghi, perché effettivamente oggi venire alle terme costa molto meno rispetto a 2 anni fa. Perfetto. Colasio invece per quanto riguarda i luoghi turistici e siti ovviamente non di c'è Padova? nessun incremento delle tariffe, anzi si stanno predisponendo dei biglietti unici agevolati per incrementare l'appetibilità di una città in chiave di sistema, non solo sito ma 8 siti per esempio. Quindi, ma non sono d'accordo con quanto non ci sono aumenti. Diciamo che un collega ha prenotato la famiglia per 5 per andare a trovare la sorella a Barcellona, in tutto 250 euro andata e ritorno ad agosto. Impensabile trovare quel l'ha prenotato con molto tempo prima? No, ho prenotato ieri, perché in ufficio si parlava ieri. Detto ciò, diciamo che il traffico incoming verso i nostri territori, noi non siamo una delle destinazioni più gettonate. Io penso, se guardiamo alla Sicilia piuttosto che la Sardegna, che avevano già avuto grande affluenza l'anno scorso, quest'anno si aspettano altrettanto, per cui parlando con gli operatori la Sicilia ad esempio ha alzato di molto i prezzi. Qui guardo il signore della Fiavet. Hanno alzato i prezzi Sicilia? No, non hanno alzato i prezzi, è la composizione del pacchetto rispetto a quello che è il costo dei voli. Il soggiorno grosso modo è rimasto il medesimo, non è cambiato. Quindi è il volo aereo che costa di più? È il costo del volo aereo, perché ci sono meno voli, un riempimento più basso e quindi hanno aumentato leggermente il costo dei voli. Per questo motivo dicevo. Invece per quanto riguarda la nautica... vorrei fare un piccolo escursus sulla questione di Venezia come città. Venezia oggi è la meta turistica più... Lei ha voluto arrivare dove voleva, sì, direttore. Perché, che fatica, ha voluto arrivare dove voleva. Però prego, abbiamo tanti ospiti. No, perché, sa perché glielo... Mi dica perché. Lei delle volte sa, può vendere gelati al Polo Nord. No, perché prima lei mi ha fatto una domanda che è molto delicata e io le ho parlato di turismo nautico, nel diportismo, ma effettivamente tutto il settore legato al turismo di gruppo di Venezia, quindi i taxi, le gondole, i lancioni, sono fermi, e lì abbiamo un diretto ed indotto che è enorme e che sta soffrendo tantissimo. E quindi il ragionamento che le volevo fare è, complessivamente, per quello che riguarda il settore del diporto abbiamo prezzi più alti.
Per quello che riguarda invece l'escursionismo, quindi facendo riferimento a quello che diceva prima il sindaco Ghedina, e il turismo esperienziale, la città di Venezia si sta già organizzando, cominceremo col Salone Nautico dal 29 di maggio al 6 di giugno, a fare i pacchetti di turismo esperienziale in città. Le do una chicca, le gondole in quei 6 giorni, il consorzio gondolieri, siamo riusciti a fare con l'assessore al commercio di Venezia un pacchetto, le gondole non sono mai costate così poco, quindi l'invito a chi ci vede, venite al salone, comprate il biglietto del Salone Nautico, che costa 15 euro a persona, e andate a fare un giro in gondola. Perfetto, ha fatto una promozione anche lei. Allora, prima di congedare gli ospiti collegati dal sindaco Ghedina e al presidente del consorzio Lago di Garda Artelio, in prospettiva di quest'estate, in prospettiva ovviamente del turismo, i vostri luoghi turistici avranno delle promozioni ovviamente come marketing, in modo tale da far arrivare molta gente, da riuscire a recuperare quel turismo che purtroppo la pandemia ha fatto perdere, in prospettiva veloce, dico in prospettiva di promozione. Chiedo ad Artelio per primo. Sì, guardi, noi abbiamo è già partita una tranche di promozione turistica che è stata divisa al 70% ovviamente nei mercati esteri e il 30% ovviamente nei mercati nostri del lago di prossimità. Quindi siamo già da 2 mesi in funzione su questo piano, chiamiamo di promozione, che speriamo che riesca in fretta a far ripartire tutta la nostra destinazione, e speriamo di riuscire con questa promozione turistica che è stata sviluppata grazie a tutti i comuni del Lago di Garda e della Camera di Commercio, che hanno messo quasi 700.000 euro a disposizione, e quindi io spererei che questa promozione cominci a dare i suoi frutti, come sto vedendo dal 1° di giugno, dove vediamo che lo straniero ha cominciato ad arrivare le prime prenotazioni, e quindi se il tempo ci aiuta, e ovviamente questa pandemia, come tutti ci auguriamo, verso l'estate, verso la fine di maggio, comincerà veramente a diminuire fortemente i numeri, e dovremmo ripartire bene, quindi speriamo in una stagione discreta. Ovviamente non potremmo avere i numeri in cui siamo abituati sul Lago di Garda, che come voi sapete all'incirca fa 14 milioni di presenze turistiche la sponda veronese, però ci basterebbe cominciare ad avviare la stagione, cominciare con un sorriso, perché ne abbiamo bisogno, non solo noi, tutti gli imprenditori del turismo, ma per dare anche un sorriso a tutte le persone che lavorano all'interno del settore turismo dopo un anno veramente di grande sofferenza. Grazie Presidente, il Consorzio del Lago di Garda, in bocca al lupo per un buon lavoro, un'estate ricca di turisti, grazie davvero di essere stato collegato con noi. Invece per quanto riguarda Cortina, Sindaco Ghedina? Beh, diciamo che noi abbiamo una buone previsioni per quanto riguarda luglio-agosto. Per maggio, fine maggio, giugno e settembre, ogni fine settimana abbiamo qualche tipo di evento, in particolar modo eventi sportivi. Iniziamo con il weekend in rosa del 24 maggio con la tappa d'arrivo del Giro d'Italia, che abbiamo la Sacile Cortina con il tappone dolomitico che arriverà lunedì. Ha spopolato il campionato del mondo di sci, l'arrivo della tappa del Giro d'Italia, le Olimpiadi, mamma mia, qualcosa di incredibile state facendo, il lavoro che state facendo lì a Cortina per promuovere questa cittadina, che non servirebbe promuoverla, uso anche questo termine, però davvero state facendo un gran lavoro. Stiamo facendo un grande lavoro, grandi eventi che per dire anche sul running ospiteremo nuovamente, dopo la sospensione dell'anno scorso, la Lavaredo Ultra Trail, che è una competizione appunto di running dove parteciperanno circa 50 paesi da tutto il mondo, sono 4.000 concorrenti più 4.000 accompagnatori. Un bellissimo evento e di manifestazione lungo le nostre montagne, e dopodiché Coppa d'Oro delle Dolomiti, Cortina Trophy per quanto riguarda la mountain bike. Direi che abbiamo veramente dei weekend pieni,
e poi su su agosto in particolar modo eventi legati ai libri, con una montagna di libri e tanta attività anche culturale anche a Cortina, perché anche noi cerchiamo di offrire comunque un'attività a 360 gradi, quindi con diverse tipologie offerte turistiche anche per una clientela che magari preferisce rimanere più in centro e quindi fare magari un altro tipo di turismo. Quindi direi che abbiamo un programma certamente molto pieno. Grazie Sindaco, in bocca al lupo, buon lavoro per quest'estate e per far sì che i turisti arrivino in massa anche a Cortina. Grazie davvero della sua disponibilità. Grazie, viva il lupo e grazie per l'opportunità. Ecco, volevo dire poi, mi ha detto una cosa, ho la pubblicità inizio sempre come ho detto, ma posso fare con Andrea Conaggio. Davvero credo che la promozione sia determinante. Sì. Noi, Assessor Colasio, le faccio una provocazione e poi la risposta la facciamo dopo la pubblicità. Siamo sempre, l'ha detto credo prima Boaretto parlando con Piccolo, scusatemi se sbaglio i nomi, siamo sempre gli ultimi, arriviamo sempre in ritardo, parlo come nazione, no. Mi sembra siamo sempre gli altri, no, parlo come nazione, non me ne occupo. No, sì, beh, chiaro, però parliamo che sotto un profilo ovviamente di turismo, non Padovano, perché Padova abbiamo sentito che state facendo un lavoro straordinario, diciamo proprio come paese siamo sempre dopo, arriviamo sempre lenti, sempre... Poi rispondo dopo la pubblicità. Un secondo dopo, è vero, arriviamo sempre, non so se è la burocrazia, il nostro paese, la nostra politica, non lo so nemmeno io, però arriviamo sempre dopo. Ma è anche la rendita di posizione. Sì, abbiamo vissuto troppo di rendita di posizione. Ci siamo cullati. Ci siamo cullati. No, io sto male quando il Bozzo mi dice che non siamo un luogo di attrazione. Quando dico uno arriva a Venezia, credo che Venezia sia una delle città più belle del mondo, quindi già Venezia dovrebbe essere un'attrazione mondiale, stratosferica, quindi... Però se lei pensa, direttore, cioè benissimo, e anche noi seguiamo quello che sono i numeri di Padova, però per quello che Padova ha, dovremmo avere 10 volte. Certo. Cioè, con rispetto, però, cioè, se lei pensa, perché noi ci paragoniamo a 15 anni fa, parlava lei, 15 anni fa l'aeroporto di Venezia faceva 3 milioni di passeggeri, per cui siamo 5 volte quello che eravamo. Sì. Allora anche il turismo dovrebbe essere 5 volte. E quindi chi sbaglia in questo che non l'ha fatto, secondo lei? Sono straniero, non so se l'avete capito, ma sono straniero. Sì. Secondo me, diceva Fiavet, campanilismo puro, cioè dove per la prima volta adesso finalmente stiamo dicendo Cristo, ma è giusto che il salone nautico si contrapponeva con altre cose in giro. Per la prima volta adesso il Comune di Venezia comincia a dire ok, cerchiamo di separare un po', che non sia negli stessi giorni in cui c'è la Biennale, che non sia, cioè quando avevamo la regata storica, che lo so che la regata storica non si può spostare, ma si può spostare tutto, si è spostato Natale 2000 anni fa. Allora, perché ci doveva essere la regata storica sempre con la mostra del cinema? In un momento in cui la città non aveva bisogno. E quando si parla di Cortina che piglia tutto, bene, a quel punto sia Padova ad agganciarsi a Cortina, cioè corriamo tutti insieme. Sono d'accordo, però nessuno si salva da solo. È fantascienza no, è bello, non posso più dire che sono straniero perché sono 20 anni che sono qua. È come dire una volta, no, è come dire nella politica, perché in un periodo di pandemia non si mettono tutti d'accordo per il bene del paese? Anche lì, nel momento drammatico dove c'è una necessità di uscire da questa situazione. Ma vede, penso che la differenza a questo giro è che mancano i soldi. Sì, però, e quando mancano i soldi tutti si mettono in linea. Ma sono capaci tutti con i soldi, Ma c'è un problema non è detto, ma non è sempre detto. Prima di avere i soldi bisogna avere le idee e bisogna coordinarsi. Bisogna pensare alla pianificazione. In Italia abbiamo più soldi che idee, sono d'accordo con... E invece sono d'accordo che con Bozzolo quando dice che ognuno guarda il proprio orticello, noi italiani siamo assolutamente, non sappiamo fare sistema. Non sappiamo fare sistema. Non sappiamo fare sistema. Pubblicità tra poco. Allora,